Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, eccoci qui in questa puntata di Soundtrack City dedicata alle serie TV, ma nel senso che faremo oggi un magazine dedicato appunto alle nuove uscite, sia dal punto di vista delle serie televisive, sia dal punto di vista dei film e tanto altro ancora. Allora Massimo, inizia a dirci, a consigliarci qualche serie televisiva fresca uscita proprio di recente. Allora, iniziamo da Rai Play, dove è comparsa questa Before Rainers, 6 episodi della prima stagione, serie originale della HBO Nordic, quindi proveniente dalla Norvegia, girata benissimo. All'improvviso a Oslo appaiono misteriosamente dal mare dei ritornanti, loro li chiamano gli scronici, cioè appaiono vichinghi, bohemienne, uomini primitivi, e cercano rifugio nel presente, sti poveri disgraziati, perché sono completamente spaesati. E 7 anni dopo, in questa comunità che si trasforma, vi sono 2 poliziotti, un norvegese non ritornante e una norrena, ovvero una vichinga, una donna che è diventata per la prima volta una detective, e devono indagare entrambi su queste uccisioni misteriose che avvengono proprio da quando compaiono le donne, soprattutto le donne, nell'acqua all'improvviso, e scompaiono e vengono uccise. Musiche molto particolari di questo Ginge Anvik e Vegard Fossum, spero di averli pronunciati bene, molto sound design con interventi di musica di matrice celtica. Sono spiazzanti, ma diciamo che reggono benissimo tutto l'ambiente noir, thriller di questa serie che vi consiglio, fantascientifico thriller. Poi andiamo su Netflix, dove già da un bel po' vi sono le 2 stagioni, 15 episodi in totale di questa serie, è un po' spiazzante. Si chiama Bonding. Una studentessa laureanda in psichiatria a New York di notte lavora come dominatrice sadomaso e arruola il suo migliore amico gay del liceo come assistente. Ne vedrete, ne sentirete di cotte e di crude, ma diciamo che l'argomento, che può essere anche scatenare qualche sorriso, in realtà è molto molto serio e fa scoprire aspetti di questa particolare realtà sessuale, ecco, chiamiamola così. Musiche di Adam Taylor, giovane talento americano che fa il verso alla musica classica mozartiano-vivaldiana con qualche corale barocca, ma tutta in veste moderna, anche questa molto spiazzante e divertentissima a tratti. Sta per finire su Disney Plus i 9 episodi di questa prima stagione di WandaVision, miniserie ambientata nel Marvel Cinematic Universe, un franchise che continua da quello là cinematografico, e questa serie prende segue gli eventi che avvengono dopo Avengers Endgame del 2019. Miniserie con i protagonisti Wanda Maximoff e Visione. Anche questa molto spiazzante, diciamo che è un'ambientazione che va dagli anni 50 agli anni 90, in piena sitcom comica televisiva, ma con dietro tutto un qualcosa di misterioso. Musica di Christoph Beck, che aveva già lavorato nell'universo Marvel con Ant-Man 1 e 2, e le canzoni di Kristen Anderson Lopez e Robert Lopez, che sono quelli che hanno vinto gli Oscar per le canzoni di Frozen e Coco. E tu invece cosa mi dici dal punto di vista cinematografico, ovviamente in streaming? Che cosa è uscito di nuovo come film? Allora sì, apriamo anche i film, perché insomma con la speranza che presto magari le sale riapriranno, si dice i primi di aprile, speriamo. Intanto qualche cosa si può vedere di nuovo anche ovviamente nelle piattaforme digitali. Io inizierei da un bel film che ho visto, un film western, il primo film western interpretato da Tom Hanks, e sto parlando di Notizie dal mondo, diretto da Paul Greengrass, che sarebbe lo stesso di Bloody Sunday, per intenderci, e anche la saga di Jason Bourne. Esatto. Allora, è un film molto gradevole, molto diverso da quello dal western, quello che noi conosciamo, dove c'è appunto Tom Hanks che interpreta la parte di un lettore di notizie che gira per le città del vecchio West, e dentro i saloon racconta, leggendo i giornali,
quello che accade in America, sia nell'America diciamo a livello nazionale che a livello locale, una sorta di telegiornale ante litteram. E durante questo suo viaggiare tra paesi e città americane incontra una ragazzina che in qualche modo è stata rapita qualche tempo prima dagli indiani, e insomma nasce un rapporto, non vi dico appunto, non vi svelo assolutamente nulla, però un film molto interessante e molto particolare. L'altro film che consiglio a tutti... Le musiche di chi sono? Ah beh sì, in effetti musiche di James Newton Howard, che è un grande veterano, che però diciamo che in questo film fa il suo lavorino carino, però posso dire niente di più. Per quanto riguarda invece un altro, andiamo su tutt'altro genere, parlo di Parigi a piedi nudi. È un film che potete trovare su Amazon, Notizie dal mondo, non so se l'ho detto, invece su Netflix. Questo Parigi a piedi nudi è un film del 2016 per la verità, una commedia franco-belga. Il carattere è proprio tipico delle commedie francesi, però ha un che di più, un che di surreale, un po' dovuto ai loro ai registi, che sono Dominique Abel e Fiona Gordon, che sono anche gli attori del film, che provengono dal circo, dalla clownerie, e quindi hanno questo spirito, questo umorismo alla Jacques Tati. Insomma, un film molto particolare, molto surreale, molto romantico anche, direi. La colonna sonora è un potpourri di vari brani, si va da Satie a Gato Barbieri, addirittura Bertolt Brecht e Kurt Weill, insomma veramente interessante anche dal punto di vista, come posso dire, del music supervisor come colonna sonora. Parigi a piedi nudi su Amazon. Senti, invece in Italia che cosa è successo? È uscita qualche serie italiana? Sì, qualche serie italiana, quindi passiamo da Jacques Tati francese, passiamo al commissario Ricciardi napoletano, una serie veramente con delle musiche, devo dirlo innanzitutto, di Pasquale Catano, il nostro caro amico Pasquale, in pieno stile Rizzo Ortolani, Carlo Rustichelli, Fiorenzo Carpi, quindi le musiche della nostra cinema di una volta, regia di Alessandro Dalatri con Lino Guanciale, straordinario commissario Ricciardi, che diciamo investiga negli anni 30, in pieno regime fascista nella Napoli di quegli anni, come commissario di polizia, Luigi Alfredo Ricciardi. Ve la consigliamo, 6 episodi, prima stagione su Rai 1. E invece tu cosa consigli, Marco? Ecco, sempre su Rai 1, io direi che hai visto anche tu le indagini di Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero. Le musiche sono di Tommy Caputo e Santi Pulvirenti. Tra l'altro tu hai lavorato con Luca Miniero, quindi sì, io ci ho fatto Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, quindi ho dei ricordi bellissimi. Poi insomma è una persona cara a me, Luca, quindi la serie in sé a me sembra molto divertente. L'hai vista anche te ieri, no? Quindi sembra il Montalbano versione femminile. Tra l'altro è prodotta dal marito della Ranieri, da Luca Zingaretti. Zingaretti. Ok, allora per questo magazine è tutto, noi vi ringraziamo, ciao Massimo. Ciao Marco. E ci rivediamo la prossima volta, ciao a tutti.